Perché quello che sta succedendo adesso, e vorrei che fosse la cosa più chiara che vi rimane della serata, o almeno una cosa chiara che vi rimanga, è che quello che sta succedendo adesso è il risultato matematico di una situazione che si sta produendo da decenni. Non è un'emergenza, non è un incidente di percorso, è un risultato inevitabile di una cattiva gestione che si protrae da anni. Da anni. Chi si sveglia adesso, negli anni passati dov'era? Dov'era? La politica negli anni passati dov'era? O era incompetente o era collusa. Una delle due. Lo sanno anche i sassi che c'è una forte commistione tra grande finanza, grande industria e politica. Quindi chi si sveglia adesso dov'era gli anni passati? Lo sapevano tutti che le cose sarebbero finite così. Quando tu hai lo 0,5% della clientela che assorbe il 56% del credito, quando tu hai le grandi banche che sui grandi prestiti che sono in sofferenza, anziché cercare di recuperarli, li vai a rifinanziare immediatamente perché non li vuoi portare in bilancio come perdita, perché altrimenti il bilancio esce male e tu non hai dividendi da distribuire ai soci. Perché guardate che lo sapete benissimo, l'obiettivo della banca è distribuire quanti più dividendi possibili. La banca nasce per quello, la banca nasce per i soci, per guadagnare il più possibile e distribuire questi guadagni, che si chiamano dividendi, ai soci. La banca nasce per questo, non è che nasce per motivi umanistici, umanitari. Quindi chi aveva un piccolo, chi aveva il classico mutuo per l'abitazione con l'ipoteca sull'abitazione o il classico prestito aziendale per i motivi più vari e non riusciva a ripagare, ecco che la banca si aziona la garanzia e recupera il credito. I famosi amici degli amici, i furbetti del quartierino, ripeto, lo 0,5% della clientela che assorbiva il 56% dei crediti, questi con prestiti da decine e decine di milioni si rivedevano finanziare immediatamente il prestito perché la banca non voleva fare brutta figura nei propri bilanci e quindi credito dal 2008 in poi non ce n'è più stato. Un'altra cosa che spero che vi resti ben chiara è che dal 2008 in poi noi, pubblico, abbiamo aiutato le banche private, le abbiamo aiutate fortemente. E cosa abbiamo avuto in cambio? In cambio abbiamo avuto la chiusura del rubinetto, quello che in termini tecnici si dice essere prociclici, cioè la banca è un organismo prociclico, prociclo, segue l'onda, segue il ciclo. Quando le cose vanno bene, la banca presta facilmente e abbondantemente. Quando le cose vanno male, la banca si ritira, la banca si chiude a riccio. Dopo il 2009 l'ordine di scuderia è stato rientrare. Altra cosa, quello a cui stiamo assistendo adesso ovviamente è la punta dell'iceberg, poi ne parleranno diffusamente anche gli altri, questa è la punta dell'iceberg. Quando un bubbone scoppia la punta fuori, ma vuol dire che sotto pelle c'ho tutto il marcio ancora che deve uscire, quindi aspettiamoci ancora cose cattive. Sapete bene quanto abbiamo la sofferenza dei crediti in sofferenza, 200-350 miliardi a seconda di quanto vogliamo considerare il credito inesigibile. Terza cosa, lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale, per cui non lo dico più io, lo dice anche il Fondo Monetario Internazionale, non è vero quello che dicono le grandi banche, che il mercato si autoregola, che il mercato per definizione è efficiente. È vero esattamente il contrario. Siamo in un sistema in cui il capitalismo è selvaggio, siamo in un recinto al cui interno ci sono pecore e ci sono tigri, e tra pecore e tigri non ci sono barriere. Dal 2008 in oggi sapete cosa è successo? Che le grandi banche sono diventate ancora più grandi, guadagnano ancora di più, la bolla speculativa su cui siamo seduti adesso è ancora più grande, i grandi dirigenti guadagnano ancora di più e le banche licenziano. Se io vi dico Deutsche Bank, voi pensate, Madonna, Deutsche Bank,
fior di banca, signori, è uscita l'anno scorso con una perdita di 6 miliardi, ha in piano di licenziare 30.000 dipendenti, si ritirerà da 30 paesi. Questa è la Deutsche Bank. Le grandi banche viceversa hanno un potere finanziario, mediatico e politico immenso. Se qualcuno di voi, che vi invito a non credermi ma a verificare quello che sto dicendo, va a vedere i giornali immediatamente seguenti alla crisi del 2008, quando fallì la Lehman Brothers, per qualche mese i giornali raccontarono la verità, una verità molto semplice: le banche stavano fallendo, stavano rischiando di fallire perché avevano sbagliato troppo. E come qualsiasi soggetto privato che sbaglia troppo, qualsiasi azienda, la banca è un'azienda, quando sbagli troppo alla fine paghi, fallisci se continui a sbagliare. Questo giornali e telegiornali, televisioni e radio lo hanno detto per qualche mese, poi è arrivato il controordine: non va bene dire così, e i giornali hanno cominciato a scrivere: la situazione di crisi è dovuta al pubblico, alle nazioni, ai bilanci pubblici che non sono efficienti, lo Stato che non è in grado di assolvere i suoi compiti. Voi andate a fare questa ricerca, vedrete che c'è stato questo cambio di comunicazione mediatica. Lo Stato è inefficiente, il mercato privato bancario è efficiente, autoregolante, perfetto per definizione. Adesso abbiamo il Parlamento più illegittimo di questa storia, il Parlamento eletto con un sistema dichiarato incostituzionale, un Parlamento in cui i parlamentari del partito di maggioranza, che hanno preso praticamente la stessa percentuale del Noi 5 Stelle, però sono in numero doppio. Io faccio sempre un esempio, magari non azzeccatissimo, ma spero che si capisca. È come se su una squadra di calcio, per un errore al regolamento, una squadra di calcio entra in campo con 22 giocatori, perché c'è stato un errore del regolamento. Quindi la squadra di calcio può entrare con 22 giocatori. Secondo voi come va a finire? Questa è la situazione del Parlamento attuale. E abbiamo il Parlamento che sta legiferando su tutto in maniera illegittima, perché voi sapete bene che il decreto legge andrebbe usato solo in casi di estrema necessità e urgenza, quindi terremoti, alluvioni, catastrofi. E abbiamo un Presidente del Consiglio che sta dicendo le grandi banche devono fondersi, dobbiamo avere un sistema bancario più efficiente, quindi unità più grandi, facendo questa equivalenza: più grande, più efficiente, più onesto. Allora io sfido qua a chi alza la mano, gli do un bel premio, chi di voi conosce la truffa del Libor, la truffa dell'Euribor? Una truffa che ha avuto, abbiamo avuto due competenti, bisogna vedere che lavoro fanno poi. Una truffa che ha avuto come controvalore 150 miliardi di euro di denaro che non veniva prestato ai tassi corretti, perché le grandissime banche, alcuni funzionari truffavano questo tasso di interesse, e quindi miliardi di manovre finanziarie sono state fatte in maniera scorretta per far guadagnare di più la banca ed alcuni funzionari in particolare. Questa è una truffa enorme di cui non se ne parla, di cui noi adesso abbiamo presentato un'interrogazione in Senato per capire quanto è andata a pesare anche sulle casse italiane. Allora, ultima cosa che vi dico è questa: noi dalla crisi del 2008 non abbiamo imparato nulla, abbiamo aiutato le banche moltissimo, ma non abbiamo imparato nulla. Abbiamo diverse proposte che stiamo portando avanti, sia nello specifico per le 4 banche, sia adesso per Popolare Vicenza, ma abbiamo anche proposte generali
tra cui la prima, la più importante, quella sulla quale tutti i politici si dicono d'accordo, cioè la separazione tra banche d'affari e banche commerciali. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono un pensionato, sono una famigliola tranquilla, sono la persona che non vuole rischiare, che vuole che la banca sia solo una cassaforte, devo avere un tipo di banca che fa solo quello, fa la cassaforte e basta, perché io come risparmiatore che non sono propenso a rischio, non voglio rischiare, voglio avere una banca cassaforte. Viceversa, l'imprenditore, la persona agiata, insomma chi vuole rischiare coscientemente deve sapere che c'è un altro tipo di banca separata alla quale può rivolgersi. Ecco, gli Stati Uniti, patria del capitalismo selvaggio, dopo la crisi del 2008, in cui hanno avuto anche loro pesanti ripercussioni, è andata a rivedere pesantemente il sistema finanziario, alla fine hanno emanato un atto che si chiama Frank-Dodd Act, che sono i due senatori primi firmatari, che prevede una serie di cose piuttosto massicce, la prima delle quali è proprio il ritorno a questa separazione. Perché dico ritorno? Perché prima era così, prima le due banche viaggiavano su due rotaie separate. Voglio rischiare, vado da una parte, non voglio rischiare, vado dall'altra. Adesso qui in Italia sono anni che diciamo dobbiamo ritornare a questo sistema. Sì, lo diciamo, noi l'abbiamo anche proposto, ma non è passato. Per cui quando incontrate i vostri politici locali, chiedetegli perché il vostro partito non spinge per la separazione bancaria. È semplicissima, se l'hanno fatta anche gli Stati Uniti possiamo farla anche noi, e comunque tutti i politici vi diranno sì a parole. Chiedetegli perché non lo fate sui fatti. Non è complicato, ve l'ho spiegato, non è difficile. Chi vuole rischiare da una parte, chi non vuole rischiare dall'altra. Mettete alla prova i vostri politici, chiedetegli queste cose. Chiedetegli perché sull'anatocismo, che ci costa 2 miliardi di euro all'anno, che magari qualcuno di voi ha sofferto perdite senza neanche saperlo, perché chi di voi è in grado di leggere coscientemente il conto corrente, capire perfettamente cosa dice? L'anatocismo è un calcolo differente degli interessi sugli interessi tra quelli che abbiamo a credito e quelli che abbiamo a debito. Ogni anno ci costa 2 miliardi circa, queste sono le stime delle associazioni di consumatori. Dal 2014 è reato, è reato. Peccato che non abbia una sanzione. Non ha una sanzione. O meglio, tutto quello che può fare il tribunale, perché in Italia ci sono già state 10 pronunce per altre tante banche, tutto quello che fa il tribunale è obbligare la banca colpevole a pubblicare la sentenza. Pubblicare la sentenza. È come se voi in auto adesso andate qua, ve ne fregate che la piazza è chiusa al traffico, entrate con l'auto in piazza, tirate giù una vecchietta, tirate giù qualcuno, arriva il vigile, la polizia, no, non si fa così, non si fa così, va a casa. Niente ritiro della patente, niente carcere, niente multa, niente di niente. Anche questa cosa chiedetela ai vostri politici, chiedetegliela. Guardate che se non c'è pressione dal basso, a Roma non ci arriva niente. Se non fate pressione voi, educatamente, civilmente, compostamente per carità, ma queste cose non arrivano a Roma. Ricordatevi sempre del caso Stamina. Chi di voi conosceva Stamina prima che le Iene facessero il loro servizio video e poi i giornali l'hanno ripreso? È bastate 2 settimane di pubblicità mediatica, a Roma è arrivata una pressione enorme e il Parlamento ha fatto qualcosa. Adesso non stiamo a discutere bene, male, giusto, sbagliato, ma il Parlamento ha dovuto muoversi perché la pressione dal basso era altissima. Il politico non poteva camminare per strada con la gente che diceva dai Stamina, salviamo questi bambini, salviamo questi bambini, fate qualcosa. E qui non si tratta di salvare i nostri soldi, i vostri soldi. Poi alla fine, se ci sarà tempo, io vi parlo anche delle soluzioni. Ci sono soluzioni, ci sono alternative. Io personalmente le scrivo del mio blog da 8 anni, le scrivo che abbiamo alternative. Perché è chiaro che un esperto alla fine arriverà sempre a potervi raccontare una certa storiella, ma dovrà sudare parecchio, non potrà raccontarvi la prima storiella che viene in mente, perché avrete gli strumenti per dire no,
mi stai raccontando una panzana, per cui informatevi, leggete. Io vi metto a disposizione questi 7 libri, vi assicuro che c'è il condensato di 7 autori che vi fa una panoramica molto veloce e precisa della situazione. Quindi la prima cosa è questa: leggete, informatevi, non fidatevi di nessuno. Grazie. Io volevo semplicemente raccontarvi l'ultimo post che è uscito sul blog di Beppe Grillo, che porta la firma Jacopo Berti, no? E cercare di riassumerlo a chi non lo ha letto. Quella che ci stanno raccontando qua in Veneto è la classica storia, come se andassimo a comprare un'auto usata, no? Avete mai trovato un venditore di auto usate che vi fa l'elenco dei difetti della macchina che state per acquistare? Io no. E qua ci stanno raccontando la solita storiella, che andrà tutto bene, che ci dobbiamo fidare, che dobbiamo reinvestire e che poi un domani avremo di nuovo la nostra bella banca del territorio esattamente come ce la ricordavamo. E non è che io che vi parlo ho interesse a raccontarvi appunto la storietta dell'orso come ha detto Gianni, eccetera. E anch'io ho questo in tasca. Cioè, non è che sono una persona, un marziano atterrato qua, io sono di Macerata sul Piave. Io ho mio nonno che ha passato tutta la sua vita facendo l'agricoltore, a risparmiare, e alla fine anche lui ha acquistato delle azioni, tante e poche. È un discorso, vabbè, questo è un discorso che riguarda mio nonno. Però cioè, quando lui ha comprato le azioni, non lo ha fatto per investire, per speculare, per comprarsi un altro campo di terra, era un posto sicuro dove chiunque nel paese, la banca del paese, era automatico metterli là, non ti passava neanche per la testa di fare un altro tipo di investimento. Quindi siamo esattamente come voi, parte in causa, esattamente come se fossi un normalissimo cittadino, e vi stiamo dicendo: attenzione, non possiamo fidarci di questa gente qua. Non possiamo fidarci di questa gente qua perché quello che è uscito finora è ancora poco. È ancora poco, nonostante sia Veneto Banca sia Banca Popolare di Vicenza sono passati da valori azionari che adesso valutate Banca Popolare di Vicenza quasi al 90%, beh, ancora non è stato raggiunto il fondo. Quindi stiamo bene attenti. Noi abbiamo cercato, io e Jacopo eravamo fuori all'assemblea dei soci, quella che c'è stata, cos'era, un mese fa, 19 dicembre. Eravamo là per dire: non votate sì. Abbiamo cercato in tutti i modi, facendo incontri prima, non votiamo sì, perché, ma qual è l'imprenditore, la persona, veramente devo stare attento a non usare aggettivi offensivi perché io non godo dell'immunità parlamentare, quindi tutto quello che dico può essere usato contro di me, ma chi è nel pieno delle sue facoltà mentali che si appresta ad affrontare un rischio elevato nel periodo peggiore della storia della sua azienda? Cioè, non esiste che ti vai a esporre sul mercato mondiale nel momento in cui la tua banca non ha più la faccia, ha perso qualsiasi credibilità. Eppure adesso vogliono fare questo. Quindi veramente noi, cioè io parlo per me, io non aderirò assolutamente né all'aumento di capitale né a nessun'altra favola che vorranno farmi raccontare. E io parlo per me. Poi se qualcuno ci vuole imitare lo può fare liberamente, noi siamo qua per informare, non siamo qua per dire cosa ognuno deve fare. Io dico quello che farò io, poi ognuno sarà libero di comportarsi di conseguenza. Io assolutamente non mi fido e non aderirò a nessun aumento di capitale di queste banche. Quindi questo volevo semplicemente dirvi, è la mia esperienza, è l'esperienza che noi stiamo affrontando in regione. In regione accadono fatti anche strani, no? Perché altri colleghi, logicamente al di fuori nei corridoi così, parlando tra di loro dicono: sì, ma bisogna stare attenti sottovoce, sai? Perché se la gente non si fida, queste banche qua falliscono. Cioè, li senti che tra di loro quando parlano dicono: dobbiamo convincere la gente a fidarsi. E allora, come fai a non dirlo poi in pubblico questa roba qua? Guardate che hanno due facce. Davanti vengono a dire una roba
Però sono convinti che non è così, loro stessi. E nel momento in cui sono fuori da davanti alla telecamera, se lo dicono apertamente, però quando sono davanti alla telecamera, quando sono in pubblico, parte il disco. Andrà tutto bene, ci dobbiamo fidare, sono le nostre banche e avanti così. E ci vengono a rinfacciare a noi, in Consiglio regionale, che vogliamo speculare su questa disgrazia qua. Come si specula quando appunto, come se fosse un incidente stradale, una roba del genere. Ma noi non vogliamo speculare, noi siamo parte in causa. Noi parliamo per i nostri interessi, poi se qualcuno si rivede in quello che diciamo è un problema che la gente decide di chi fidarsi. Ma non ci venite a dire che noi vogliamo speculare su questa storia, perché noi siamo coinvolti esattamente come moltissimi, quasi tutti i cittadini dei nostri territori. Tutto qua. Siamo dal 2001, in Argentina, Cerruti, Parmalat, Giacomelli e quant'altro. Ma vi posso assicurare che la truffa vero, Vicentina e Veneto, è la più odiosa. È la più odiosa e anche la più diabolica che è stata creata. E vi spiego in pillole perché. Perché nel 2000 la truffa era nel vendere con poche informazioni o informazioni incomplete dei prodotti che poi davano un ritorno alla banca in termini di commissioni o di svuotare il portafoglio di titoli all'interno della banca o di amici della banca. Qua invece nella Veneto e nella Vicentina, soprattutto dal 2008, perché prima vacche grasse per tutti si comportavano in modo uguale e il comportamento della Veneto Argentina era abbastanza nascosto da una condotta similare degli altri. Dopo Lehman, la crisi ha colpito, molte banche hanno dovuto rivedere, Veneto e Vicentina, con la scusa che erano non quotate, hanno tirato dritto per l'autostrada come nulla fosse successo. Però ovviamente la crisi c'era e ha iniziato una condotta sistematica di truffare, io uso il termine truffa, anche se non ho anch'io un'immunità parlamentare, ma sono 30 anni che usiamo questa terminologia, li scriviamo, siamo l'unica associazione che ha avuto cause di danni da Banca Italia e Consum, perché diciamo la verità, che non si prevede, ma Consum e Banca Italia ci fanno cause, l'ultimo vale 100 milioni di euro come associazione. Ovviamente, altrimenti eravamo tutti un po' al cannizio. Cosa hanno fatto? Hanno in modo sistematico cercato di convincere i soci, i risparmiatori correntisti, che la banca era solida, con false informazioni. Perché se voi vedete i comunicati ufficiali, cosa vi dicono? Tutto bello, funziona bene. Vedete i dati reali, o semplicemente anche i report di revisione, la realtà è opposta. Per esempio, un medico sociale che viene spacciato per la Vicentina con il 2014 come dobbiamo conquistare il mercato, quindi ci serve un miliardo per investire e consolidare la banca, le società di rating lo vedevano come il miliardo serve per buttare la banca, altrimenti qua collassa tutto e la banca salta. Quindi il miliardo veniva venduto come conquistiamo quote di mercato, ci ampliamo, ci consolidiamo e accrediamo nuove realtà. Le società di visione dicevano serve per tirare a campare per la sopravvivenza. Per fare questo cosa hanno fatto? Hanno indotto, e l'ho visto, ecco perché dico che è la più odiosa e la più edificante, i correntisti più anziani, più storici, e parlo di persone di anche di 70, 80, 85 anni, a investire il 100% del portafoglio in azioni o, quando erano più fortunati, in prodotti della banca, azioni e obbligazioni subordinate, che poi ho visto che fine hanno fatto. Io ho trovato tanti portafogli, ma parliamo anche di gente che aveva fatto una vita con cifre anche importanti, tutto in azioni o prodotti della banca. Tutti strumenti illiquidi. Per far questo lo facevano anche. Andavano a cambiare la profilatura del cliente, perché altrimenti quel prodotto non era vendibile. Sì, ma poi la condotta è anche di più, perché
perché vi consigliavano di fare l'operazione, poi facevano firmare che l'operazione è fatta non in consulenza, ma in mera esecuzione. Cioè loro dicono acquista perché è un bel prodotto, poi tu firmi, sei tu che sei venuto e me l'hai chiesto, io non ho detto nulla. La Veneto è stata anche molto più brava, tra virgolette, vi faceva firmare doppio modulo, un acquisto in consulenza, un acquisto in non consulenza, a giocarsi poi quella che mi serve. Quindi ho gente che ha acquistato, un minuto prima risulta mera esecuzione, un minuto dopo c'è ordine identico in consulenza, ma poi consulenza non è consulenza. Poi sono così bravi che alla fine quando ti le copie mi danno anche il doppio documento, cioè proprio fanno il pentolo e fanno il coperchio, come si diceva. Quindi molto bravi sotto questo profilo. Questo però cosa denota? Denota l'idea proprio di voler, e ripeto la parola, truffare i correntisti. Perché danno falsa informazione, viene indotto a sottoscrivere azioni, i funzionari vi facevano anche dei prospettini, vedete, con il premio fedeltà, avete quei dividendi, quindi non tenere le obbligazioni che credono poco, rendili qui, la banca è sicura, è solida e vi ridiamo i vostri soldini. Dopodiché l'operazione viene fatta in mera esecuzione perché il funzionario nulla vi ha consigliato. E questo è molto grave, perché io quando ho giocato all'Argentina, e che qui in Veneto abbiamo avuto un bel grosso problema con l'Argentina, mai nessuno aveva il 100% del portafoglio in Argentina, a parte qualche caso unico, ma qui da parte di voi hanno comunque dal 60 in su, risparmio una vita. Un'altra singolarità è come profilatura, voi più andate avanti con l'età, più passate da lavoratori a pensionati, più avete bisogno di soldi, più li investite in prodotti illiquidi e ad alto rischio. Cioè che in teoria la finanza non sono a posto. Finché sono giovane ho una professione speculativa, quando invecchio e ho bisogno dei miei risparmi passo a una soluzione prudenziale. La banca invece vi faceva passare su una versione speculativa. E cosa dicevano quando voi andate a dire ma le banche vanno male? Ma loro sono quotate, noi no. Il marcio è il mercato, noi siamo fuori, noi siamo in un'oasi felice. Io ho fatto un paragone, il Veneto e Vicenza vengono quotate durante la crisi a 1,45-1,50 prezzo book, cioè una volta e mezzo del valore libero. Nel suo periodo le due banche, che sono le prime due banche italiane, cioè Intesa e Unicredit, viaggiavano come quotazioni dallo 0,30 allo 0,50. Unicredit nell'apice della crisi, cioè del 2011, è arrivata a 0,16. Nel suo periodo Veneto e Vicentina viaggiavano a 1,50. Questo già dà un ambito, tant'è vero che adesso Veneto e Vicentina hanno perso il 90% del loro valore. Eravamo a 2,50, siamo a 6,30, eravamo a 41,50, siamo a 7,30, ma il fondo non è arrivato. Quando si darà in borsa, io dico, ci sarà un paio di sangue, perché? E quindi anche voi dovete stare attenti a cosa fare, perché ci sarà un'ondata di vendite spaventosa, perché voi dicevano aspettate, ve le venderemo internamente, che poi non è così, vendiamolo a chi volevano. Quando voi andrete, ci sarà una quotazione, ci sarà una di gente che dovrà vendere azioni e nei primi mesi il prezzo crollerà in modo verticale. Dopodiché potrà un po' rimbalzare, non si sa dove. Io dico che all'inizio attenzione a non buttare via ciò che vi è rimasto in mano. È poco, ma monitorate, perché i primi giorni, appena si riapre la quotazione, tutti quelli che non riescono a vendere e hanno bisogno, perché gente che non sa come campare perché i soldi buttati là, li butterà via a qualunque prezzo. Le soluzioni, avvocato, Beh, le soluzioni. ci dia le soluzioni, perché le chiacchiere
Vi ringrazio della vostra serata, Allora, la siete stati soluzione bravi, eccetera. Però noi le abbiamo soluzioni- fatto, allora, l'Adusbef come soluzione è dal 2010 che denuncia la Procura della Repubblica Banca Popolare di Vicenza. 3 denunce, 3 archiviazioni. Questo è. Noi abbiamo denunciato questi fatti dal 2010. Se qualcuno ci ascoltava, si evitava l'aumento 2013-2014 della Vicentina. Lo stesso abbiamo fatto per Veneto Banca, per la Procura di Treviso, una tomba. Non c'è ancora un processo penale che sia arrivato a un minimo di sviluppo sia per la Vicenza sia per la Veneto. La Vicenza ha avuto la mega perquisizione, da lì è morto. Stiamo sollevando la questione di costituzionalità del decreto salvabanche e quello della conversione delle popolari ante la Corte Costituzionale. Stiamo presentando denunce e stiamo iniziando azioni giudiziarie, purtroppo per ora individuali, perché finché la Procura non ci parte col penale non possiamo fare l'azione collettiva che per noi è l'azione penale come parte civile nel processo penale. Perché la class action, cioè l'azione collettiva civilistica, in Italia non funziona. L'hanno creata ma con ruote quadrate. Posizione di vantaggio per voi, cioè tutela, emissione della prova, a dire che è una mera lite tra socio e società, quindi niente disciplina speciale dei mercati finanziari, ma tribunale speciale delle questioni societarie, e ce la vediamo semplicemente tra il socio e la società, quindi a dare con armi, scusate. Finora i giudici per ora li hanno respinte, però questo è quello che bisogna fare. Passo la parola a chi. Innanzitutto sono Daniele Pesco, sono in Commissione Finanze, scusate ma volevo riallacciarmi a ciò che stava dicendo adesso l'avvocato. Sono in Commissione Finanze e insieme a tutti i colleghi con i quali abbiamo lavorato in questi ultimi mesi ci siamo resi conto di quali abusi ha commesso questo governo verso non solo i risparmiatori, gli obbligazionisti, gli azionisti, ma anche verso tutto il sistema bancario. Questo perché, avendo fatto ciò che hanno fatto, cioè quel decreto cosiddetto salvabanche, hanno veramente messo a repentaglio il sistema italiano bancario, perché la gente non si fida più. Se stasera siamo qui in tanti a cercare di capire qualcosa in più sul sistema bancario, è perché abbiamo il timore che cose di questo genere possano capitare ancora. E probabilmente, come si diceva prima, probabilmente non siamo ancora arrivati alla fine, perché probabilmente le cose non potranno che continuare a peggiorare. E in queste serate noi cosa cerchiamo di fare soprattutto? Abbiamo cercato di spiegare che cosa è successo col decreto salvabanche. Ora però, venendo qui stasera a Montebelluna nel Veneto, abbiamo avuto un pochino, almeno io personalmente, un pochino di ansia da prestazione, nel senso, mi sono detto, vado in Veneto, una terra non toccata dal decreto salvabanche, dobbiamo per forza parlare delle banche venete. E difatti difatti, giustamente voi volete questo. E quindi io ho cercato di riassumere un pochino i dati, quantomeno. Però prima di illustrarli vorrei portarvi a ragionare su questo. Arrivo, scusatemi. Con questo decreto salvabanche e un po' con quello che sta succedendo in questi ultimi anni nel sistema bancario, loro che cosa ci vogliono portare a credere? Che le banche non sono più sicure. E quindi ci vogliono costringere, forse è una cosa giusta, non lo so, domandiamocelo tutti insieme, vogliono fare in modo che noi diventiamo più capaci, più coscienti, ma soprattutto che acquisiamo più nozioni di livello finanziario. È una cosa giusta? Forse, ma sicuramente non è giusto il fatto che non possiamo più essere sicuri quando portiamo i soldi in banca. Scusate, ma a me veramente un pochino mi girano un po' le balle, mi fa girare un po' le balle il fatto che appunto porto soldi in banca e non sono più sicuro di ritrovarli. Cavoli, scusate, ma un pochino mi dà fastidio e penso anche a voi.
è successo adesso con il decreto 4 banche, è successo agli azionisti, agli obbligazionisti, è successo alle persone che hanno comprato le azioni di Veneto Banca, e come si diceva prima, insomma, chi ha comprato queste azioni non l'ha fatto per speculare, ma perché nella banca ci credeva, perché probabilmente ha trovato sempre delle risposte, diciamo, affermative dalle banche, si è sempre trovata bene da questa banca, e quindi ha deciso un giorno come un altro di portare lì i propri risparmi, i risparmi dei propri familiari, i risparmi di più vite. E quindi il fatto che qualcuno ce li porti via questi soldi veramente dà moltissimo fastidio. E quindi mi sento un po' di fare un po' il loro gioco nel cercare di capire quali sono questi indici patrimoniali che dobbiamo conoscere per capire se una banca va bene o no, però facciamolo, perché probabilmente ne può andare del nostro futuro, soprattutto del nostro futuro finanziario. E quindi ho cercato di fare un piccolo riassunto dei coefficienti patrimoniali più importanti che dovremmo tenere d'occhio. Ad esempio il Tier 1, Tier 1. Allora, che cos'è? È il capitale, praticamente rappresenta il capitale, ed è chiamato patrimonio di base o di qualità primaria. E lo leggo insieme a voi. In pratica da cosa è composto? Dal capitale versato, dalle riserve e dagli utili non distribuiti. Praticamente è la parte buona di una banca. Ma questa parte buona di una banca va rapportata a qualcos'altro. Difatti, rapportando il Tier 1 con le attività ponderate per il rischio, cioè con i soldi che le banche hanno prestato, ebbene troviamo questo altro coefficiente molto importante, attualmente ci dicono così, effettivamente è importante perché rappresenta il rapporto fondamentale di una banca, il CET1 praticamente, il Common Equity Tier 1. Praticamente non è altro che il rapporto tra il patrimonio buono di una banca e le attività che la banca sta facendo, e quindi i prestiti che ha fatto, i prestiti che spesso possono essere rischiosi. Ma andiamo avanti. In pratica che cos'è? È il rapporto che ci dice con quali risorse primarie, capitale versato, utili non distribuiti, le riserve, eccetera, la banca può garantire i prestiti erogati. Ma andiamo a vedere di che numeri si tratta. Bene o male, prevedono appunto orientativamente questo CET1 ratio dovrebbe essere intorno all'8%. Ma che cosa vuol dire avere questo rapporto intorno all'8%? Vuol dire che le banche possono prestare 12,5 volte in più ciò che hanno come capitale buono. Nel senso, se a riserva hanno 100, diciamo, come capitale buono, chiamiamolo così, possono arrivare a prestare praticamente 12 volte e mezzo, 1250 al posto di 100. E ci rendiamo conto che quindi le banche, insomma, non è che viaggiano proprio bene, nel senso, a fronte di una riserva, diciamo, modesta, possono prestare moltissimi soldi. E quindi ci fa capire come effettivamente il sistema bancario si basa sulla fiducia delle persone. Nel senso, le persone versano soldi, non li ritirano quasi mai, ma se andassero tutti a ritirare questi soldi non ci sarebbero. È quello che voglio portarvi a capire, portare a casa almeno questa sera come concetto. Il fatto è che le banche si basano sulla fiducia delle persone, ma soprattutto le banche si basano sulla loro fiducia che queste persone non andranno mai a ritirare i loro soldi, perché se andassero a ritirare i loro soldi non ci sarebbero. E questa è una cosa alla quale dobbiamo riflettere. Ma andiamo avanti. Ora, questi coefficienti patrimoniali, diciamo che ce li impone la Banca Centrale Europea e cambiano di banca in banca. Ad esempio, se vogliamo vedere quelli riferiti alle banche venete, e quindi ci riferiamo appunto a Veneto Banca e Popolare di Vicenza, loro ci chiedono per questo appunto CET1, ci chiedono il 10 e 25%, e per entrambe mi sembra, Veneto Banca e l'altra era sempre qua, 10 e 25. E ci rendiamo conto come al 30 settembre questi dati non erano rispettati. Difatti erano il 6,94 e 7,12 rispetto alle altre che invece bene o male qualcuno riusciva, quasi tutte sono riuscite a rispettarlo. Quindi vuol dire che sia la Popolare di Vicenza che la Veneto Banca non rispettavano questi coefficienti, ma non sono state commissariate. E mi viene da parlare un pochino di più della Popolare di Vicenza, perché anche in base, secondo tutte le interrogazioni che abbiamo fatto, secondo gli studi che abbiamo fatto, ciò che emerge è che la Popolare di Vicenza ha goduto di una certa protezione da parte della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. Quasi tutte, e probabilmente anche Veneto Banca, nel senso che potevano fare un po' quello che hanno voluto in questi ultimi anni senza che Banca d'Italia intervenisse. In molte altre banche sono state commissariate per anni, hanno avuto
diciamo un'osservazione, una stretta osservazione da parte di Banca Italia, invece sulla Popolare di Vicenza e sulla Veneto Banca no. Tra l'altro, come ci ricordava prima l'avvocato di Adusbef, già dal 2010, ma viene da dire anche dal 2008, Adusbef fece i primi esposti insabbiati poi dalla magistratura, e che ci fa capire come appunto Banca Italia non ha fatto qualcosa. Ma vi dirò di più. L'altro ieri ero in Piemonte a far visita, diciamo, agli azionisti, ai soci, diciamo, e alla ex dirigenza di una banca piemontese che si chiama Bene Banca Bagienna. Questa banca, quello che ho scritto anche nelle slide, ha avuto solo una colpa, quella di essere piccola e buona, nel senso che aveva i conti in ordine, andava bene, ma Banca d'Italia, forse proprio per quello, gli ha messo gli occhi sopra, facendo delle ispezioni. E quando uno fa delle ispezioni qualcosa che non va lo trova sempre. Tant'è che dopo pochi mesi la commissariata ha mandato lì dei commissari, e questi commissari, guarda caso, uno di questi era mi sembra, membro del consiglio di amministrazione di una società finanziaria, la Marzotto Sim. E guarda caso, la Marzotto Sim era partecipata anche dalla Popolare di Vicenza. Ebbene, questi commissari non hanno fatto altro che prendere le risorse della Bene Banca Bagienna e portarle nella Popolare di Vicenza, attraverso obbligazioni, attraverso apertura di conti correnti. Insomma, hanno preso una banca piccola che faceva il suo lavoro in quel territorio, hanno preso le risorse e le hanno portate qua, perché qua probabilmente le cose andavano bene dal punto di vista economico, ma non finanziario per quanto riguarda la banca, aveva bisogno di liquidità, e i commissari cosa hanno fatto? Hanno preso i soldi da là e li hanno portati qua. E questa è una cosa sbagliata, perché quella banca là andava bene, e anche il presidente, diciamo, insomma, il consiglio di amministrazione non andava così male, poteva avere sì dei difetti, ma potevano essere tranquillamente corretti, non aveva bisogno del commissariamento. E invece è successo questo. E cose simili sono successe anche alla Popolare di Spoleto. Guarda caso, anche lì commissari, vabbè, forse c'è una situazione un po' più complessa, un po' più critica, ma anche lì sono arrivati i commissari, e cosa hanno costretto la banca? Hanno costretto la banca a fondersi, anzi ad essere acquistata dalla banca di Desio. Anche questa è un'operazione che non c'è bisogno di fare. Insomma, Banca d'Italia, il concetto che mi piacerebbe trasmettervi stasera, è che spesso ha abusato del proprio ruolo per fare politica bancaria, non per vigilare. Se c'è una banca che va male, negli anni scorsi è sempre successo così, c'è una banca che va male, le altre banche si mettono d'accordo e bene o male fanno qualcosa, o prestano i soldi o se l'acquistano. È successo sempre così. È successo sempre così anche con la Cassa di Risparmio, abbiamo parlato anche col presidente dell'associazione della Cassa di Risparmio, bene o male funzionava così. E invece adesso sembra che Banca d'Italia invece voglia fare un po' il passo più lungo della gamba, voglia governare lei a tutti i costi, voglia governare nel senso di decidere lei che sorti far prendere alle varie banche. E così è successo con la Bene Banca Bagienna, è successo con la Popolare di Spoleto. E intanto sulle banche venete cosa succede? Succede che piano piano il capitale sta sempre diventando più misero, e alla fine, come dicevamo prima, sicuramente arriverà qualcuno, qualche grande banca che si porterà, qualcuna delle grandi banche si porteranno a casa questa banca, diciamo, con pochi spiccioli. Andiamo a vedere, praticamente abbiamo parlato di questo coefficiente, il CED1. Ecco, questo è un coefficiente che dovremmo andare a guardare per riuscire a capire se una banca è solida o no. Ma anche questo mi dà fastidio spiegarlo, perché alla fine quali saranno i gruppi che saranno premiati? I grandi gruppi bancari. E anche questo mi dà fastidio, il fatto che molti magari hanno paura che la Popolare di Vicenza e la Veneto Banca esplodano da un momento all'altro, vanno a prendere i soldi e li portano dove? Nelle grandi banche. Cavoli, capite che un pochino fastidio mi dà? E quindi, ok, impariamo le cose, guardiamo quali sono i coefficienti, rendiamoci conto se una banca è buona o no, però pensiamoci se effettivamente dobbiamo favorire le grandi banche, perché alla fine stanno spolpando veramente il nostro tessuto bancario. Qui siamo sempre... Vi volevo sempre indicare appunto le due banche non quotate venete che non rispettano i coefficienti, ma andiamo avanti. Popolare di Vicenza, sono usciti i dati di dicembre 2015 e ci siamo resi conto che loro scrivono che i coefficienti patrimoniali superiori ai minimi regolamentari, i punti di domanda li ho messi io perché c'era qualcosa che mi tornava, secondo loro saranno rispettati questi coefficienti patrimoniali solo dopo che sarà incluso l'effetto del prospettato aumento di capitale. Quindi probabilmente quando arriverà questo 1,5 miliardi in più probabilmente riusciranno a rispettare i coefficienti patrimoniali che adesso non rispettano.
Ma andiamo avanti. Questi sono sempre i dati della Popolare di Vicenza del 2015. Ci accorgiamo che rispetto all'anno scorso i crediti verso la clientela 3 miliardi in meno, che sarebbero appunto gli impieghi, meno impieghi, quindi spesso, ecco, una cosa che va ricordata, questo coefficiente patrimoniale com'è che può essere modificato? O vado ad aumentare il patrimonio della banca oppure vado a ridurre gli impieghi. Quindi vado a ridurre cioè praticamente i prestiti che ho fatto. Ma come posso fare a ridurre? Le persone che hanno i fidi, logicamente vado a tagliare i fidi e logicamente vado a chiedere il rientro. È così che fanno. Ed è una cosa scandalosa. Ma andiamo avanti, guardiamo anche un po' qualche altro dato, ci rendiamo conto come anche le attività finanziarie tenute per la negoziazione sono scese, e sono scese un po' anche praticamente le attività materiali e immateriali. Insomma, c'è stato veramente un restringimento su tutti i fronti. Vediamo poi la raccolta diretta, forse questo qua è il dato più importante, è scesa di 9 miliardi. Vuol dire che 9 miliardi di liquidità sono stati sottratti alla banca, quindi persone che hanno perso la fiducia nelle banche. E su questo mi verrebbe da dire questo. Ora, la raccolta diretta, cioè i soldi che noi depositiamo in banca, alla banca servono. Se noi vogliamo chiedere il risarcimento per queste persone che ci hanno perso un sacco di soldi, mi riferisco soprattutto alle 4 banche, visto che c'è stato l'intervento diretto del governo, un'arma che si potrebbe utilizzare potrebbe essere questa. Se tutti i cittadini che hanno i soldi presso le 4 banche si mettessero d'accordo e dicessero: o voi risarcite, mi riferisco al governo, a Banca d'Italia e alla cricca, se voi risarcite tutto, tutti, va bene così. Ma se non risarcite tutti, noi togliamo riuscire a far risarcire tutti, perché non si sta parlando di tantissimi soldi, si parla di 800 milioni. 800 milioni, se vuole, il sistema bancario li trova. Quello di Centro Italia 800 milioni, quello di Centro Italia, sì, quello non la Centro Italia, banca. sì. Quindi secondo me per quelle 4 banche lì si potrebbe quantomeno utilizzare questa strada, però ci vuole organizzazione, ci vuole effettivamente una rete. Chissà, magari se si riuscisse a mettere in piedi magari si potrebbe fare qualcosa. E ciò non toglie che una mossa di questo genere potrebbe essere usata anche qua. Vogliamo che i nostri diritti vengano rispettati? Sì. E allora bisogna organizzarsi. È una quantitativa enorme, non so se avete fatto i conti. Sappiamo, sì. Certo. No, sappiamo bene che sono cose diverse, lo so. Ma andiamo avanti, questi sono praticamente il conto economico consolidato, e anche da questa slide ci rendiamo conto che le cose sono veramente peggiorate. E anche da qui che cosa capiamo? Capiamo che alla fine sembra che negli ultimi anni hanno tenuto qualcosa nascosto e piano piano hanno cercato di tirare fuori le cose, e solo adesso ci rendiamo conto che questi conti fatti bene fanno rimettere un sacco di soldi alle persone che in queste banche hanno investito. Qui siamo però sulla Vicenza, dove si vede che praticamente i crediti deteriorati sono cresciuti di 1 miliardo in più, e questo logicamente fa sballare i conti. E lì c'erano già, no, difatti però li hanno fatti emergere adesso. La relativa incidenza sul totale dei crediti è pari al 21%. Ciò che ci desta un pochino di stupore è l'incidenza di copertura dei crediti deteriorati, perché anche nelle 4 banche del salvabanche ci siamo resi conto che la copertura non era così male. Ad esempio sulla banca Etruria, molto criticata, ebbene la copertura dei crediti deteriorati vuol dire i soldi che la banca ha messo da parte per poter coprire eventuali perdite riferite al non rientro di quei crediti, ok? Erano coperte all'Etruria del 66%. Poi questa copertura è scesa al 63% dopo 9 mesi di commissariamento. Qua invece ci rendiamo conto che è più bassa, è solo intorno al 40%, il che ci fa capire che forse servirebbero più soldi per coprire questi crediti deteriorati, e soldi probabilmente non ci sono. Ma andiamo avanti, includendo le cancellazioni, va bene, qui cercano di riparare un po' il tiro includendo altre cose e parlando delle sofferenze nette. E hanno un grado di copertura maggiore, però se la sostanza è quella, non cambia molto. Invece parlando di Veneto Banca, che cosa ci accorgiamo? Che quest'anno vi è un'altra perdita di 882 milioni rispetto al rosso dell'anno scorso, quindi in tutto sono quasi 2 miliardi in un anno di perdite.
E sul risultato pesano fra l'altro l'azzeramento degli avviamenti e va bene, le rettifiche sui crediti per 754 milioni. Anche in questo caso hanno messo a copertura altri 754 milioni per coprire. Sulla solidità patrimoniale, cioè 2 anni di cui abbiamo parlato prima, praticamente era dal 7,23 passa al 7,12. Insomma un coefficiente basso rispetto a quello che dovrebbe essere. Io mi pubblico fino al 1992, perché poi ci dobbiamo ricordare anche questo, il mercato bancario era totalmente pubblico fino al 1992, l'hanno reso privato e ora i grandi si devono comprare tutte le banchette. La holding sulle banche di credito cooperativo, non so se avete seguito la questione delle banche di credito, perché stanno facendo una holding? Perché stanno facendo una holding e perché quelle con 200 milioni di euro più di patrimonio, strano poi alcune banche toscane hanno avuto una valutazione semplice, 200 milioni di euro, allora me la compro, faccio la fatica, me la compro, ma le piccoline poi devo fare un'operazione, devo mandare i commissari di Banca d'Italia a far finta che c'è qualcosa che non va in ogni banchettina e andarmela a comprare? No, faccio un'holding unica, faccio un SPA, mi compro l'holding, mi sono comprato tutto. Dobbiamo capire che se non cambiamo totalmente i vertici in Banca d'Italia e in Consob, io consigli su Veneto Banca non ve ne posso dare. Perché chi deve controllare il vigilante è partecipato per il 52% da Unicredit e Intesa San Paolo. Se noi 51,6. Se noi andiamo a vedere chi partecipa a Intesa San Paolo e Unicredit, ci troviamo la Banca della Libia. Ci troviamo BlackRock, che è un fondo di investimento statunitense. E vediamo Banca d'Italia che viene in Commissione Finanze nell'ultima edizione e ci viene a dire ma i risparmiatori devono capire che d'ora in poi bisognerà andare a cercare i soldi da questi fondi. Allora l'obiettivo è questo. Tutti i depositi dei cittadini sono nelle banche, avete prestato troppo, non potete più prestare perché i patrimoni al 10,25 non ci arrivate più. Ormai è tutto in giro, ormai la promessa di pagamento, la moneta bancaria, la moneta falsa è ormai troppa e allora cosa facciamo? Pigliamo gli ulteriori soldi che i cittadini non hanno, che non hanno nei depositi, glieli facciamo arrivare ai fondi di investimento stranieri e i fondi di investimento fanno credito senza essere più sotto Banca d'Italia, sotto Consob, sotto il Ministero, sotto nessuno, che comunque non ha controllato, quindi il lavoro non è che l'hanno fatto bene. Ma l'obiettivo è questo. L'obiettivo purtroppo è questo. Quindi l'unica soluzione, perché se fossimo stati noi al governo, il bail-in alle 4 banche non l'avrebbero mai fatto. Non mi metto, ormai non le faccio vedere più le slide, ormai è importante focalizzarsi su queste 2 banche, su questa banca principalmente. Però noi le soluzioni ce le abbiamo, ma soprattutto io non capisco perché il governo non si costituisca, perché non faccia lui degli esposti. Perché non si muova a rimuovere i vertici? Abbiamo chiesto le dimissioni di Visco, lei lo sa, l'abbiamo chiesto, le dimissioni di Visco, non ce l'hanno accettato. Abbiamo chiesto il rinvio del bail-in al 2018, non ce l'hanno accettato. Perché poi il rischio, Veneto Banca per fortuna sulla questione bail-in ha una salvezza, ad oggi. 24 ore oggi finalmente dice che è il caso di, per un anno almeno, Di non toccarla. Sì. tutto il bail-in. Tutti l'hanno detto. Io ho presentato la proposta, la mozione per il rinvio l'ho presentata, noi abbiamo chiesto la bocciatura, per il rinvio l'ho presentata perché Banca d'Italia è venuta a dire, tutti i TG, tutti i telegiornali, ovunque, chiediamo un rinvio al 2018. Prima hai fatto fallire 4 banche col bail-in, ora chiedo un rinvio, va bene, ti faccio la mozione, intanto ce l'hanno anticipata di un giorno, infatti quasi nessuno probabilmente sa niente, che noi abbiamo presentato una mozione, l'abbiamo discussa e ce l'hanno bocciata, forse non lo sa nessuno. Perché? Perché dovevamo farlo il mercoledì, Renzi si è spaventato che aveva la discussione in aula, l'ha anticipata all'improvviso il martedì, ve lo ricordate? All'improvviso, siamo arrivati in aula, si vota il bail-in, come si vota il bail-in? Infatti ieri eravamo a Ferrara, le persone ci chiedevano il rinvio del bail-in, guardate che l'abbiamo presentato. Sì, Genova non si può dire bail-in. Quindi io vi chiedo, noi abbiamo già presentato la commissione d'inchiesta e quella veramente ci aiuterà. Poi lì possiamo fare i PM, cioè io con la commissione d'inchiesta ho la forza di fare il PM e signora non si preoccupi che io lo faccio il PM, non ho paura di niente, su questo settore stiamo facendo la guerra a tutti, sulle banche, perché sappiamo qual è il loro scopo, e poi oltre a voi, ripeto, sono 17 piazze che vediamo persone che hanno perso tutto. Sappiamo che chi lavora lì a fianco a noi non ha mai lavorato in vita sua, lo sappiamo.
non sa cosa significa sudare per 30 anni, per quanto è mettersi i soldi da parte, come hanno fatto i miei genitori, come avete fatto voi, non hanno la minima idea. La questione qual è? Voglio comprarmi le banche più piccole? Un tempo cosa facevo? Me le dovevo comprare anche con le sofferenze, con le porcate che avevano fatto, con i prestiti fatti agli amici degli amici e negati ai piccoli imprenditori che poi devono andare all'estero a chiederli a qualcun altro in altri paesi, perché poi sono stati negati a loro, ma li hanno dati allo zio della Boschi che poi 10 milioni di euro non li ha restituiti. Con l'interesse e il tasso d'usura. L'hanno dati alla Del Tongo, che era vicepresidente della banca. 30 milioni di euro. Nel 93 non si poteva fare commistione SPA, società, grosse aziende, banche. Le banche non potevano entrare nelle grosse aziende. Ma mi sembra anche logico. La Popolare, il banco di credito cooperativo, le vogliono distruggere perché non se le potevano comprare. L'unico modo era quello di trasformarle in SPA. In SPA si possono comprare più facilmente. E se ti faccio pure, se ti svaluto, entro in banca all'improvviso, perché questo ha fatto, a me la cosa che mi fa più rabbia è questo, che Banca d'Italia, prima di questa legge sul bail-in, anche se le leggi sul sistema bancario erano pessime, però cosa accadeva? Una banca andava in crisi, intanto c'era il fondo interbancario tra tutte le banche che poteva intervenire con un aumento di capitale. Io qua farei intervenire semmai il fondo interbancario, perché qua alle spalle sai chi c'è dietro già, Intesa San Paolo, lo sapete, il consorzio, cioè qui da voi vi dovete rendere conto che è stato fatto un bail-in solo sulle azioni, perché questa operazione è arrivo, ti svaluto, ti azzero sulle obbligazioni. Io non capisco perché per le 4 banche se ne discute anche nei media e interviene. Perché non sono scoppiate, perché Veneto. Noi abbiamo avuto un danno di molto superiore. Deve tener conto. Signora, la sera di questa sera nessun giornale ne ha parlato. Nessun giornale, avete visto? L'abbiamo mandato. Sì, noi abbiamo mandato. delle 4 banche, ok, delle 4 banche saltate, prima che saltassero se ne parlava? No? Ci siamo risposti? Ci siamo dati la risposta? Ma contemporaneamente Aspetta, ancora. La questione sulle obbligazioni convertibili, perché a livello numerico, a livello di volume, la vostra è sicuramente più grave. Però c'è una differenza. Quelle erano obbligazioni convertibili. Erano convertibili con opzione call, ok? Quelle no. Quelle erano obbligazioni. Quelle obbligazioni è arrivata un'azienda privata, perché abbiamo detto che Banca d'Italia è privata, e ora voglio entrare un attimo su questa cosa perché dovete rispondere a chi dice che non è privata. Banca d'Italia è privata, arriva con delle obbligazioni che sono dei prestiti non convertibili e le azzera, le espropria. Quindi è vero che il volume era più basso, ma l'azione, la violenza è stata molto più forte lì. E ora vi faccio vedere una cosa, sono le slide. Banca d'Italia, perché è privata? Perché loro ci hanno sempre, noi abbiamo fatto la guerra quando gli hanno dato 7 miliardi e mezzo, perché lì li hanno trovati 7 miliardi e mezzo per aumentargli le quote. Avete seguito, no? Noi ci siamo legati pure al tavolo per questa cosa, hanno messo la ghigliottina per questa cosa. 7 miliardi e mezzo li hanno dati perché agli asset quality review Intesa San Paolo ha avuto 2 miliardi di plusvalenze, Unicredit ha avuto 1 miliardo e 3 di plusvalenze, ha superato gli asset quality review con più tranquillità di quanto li potesse, perché li avrebbe superati lo stesso. Forse dici? Sta arrivando? Voglio far vedere cosa hanno fatto con il decreto sulle 4 banche. Una cosa, perché poi noi vi diciamo ci vuole un esposto, bisogna andare, o va un partito, non il nostro, un partito onesto, un gruppo politico, un movimento onesto, va lì al governo, cambia totalmente le regole. Perché non facciamo una manifestazione importante invece? La manifestazione, Insieme, 5 Stelle, la manifestazione la vogliamo senza colori fare, politici. però dobbiamo avere, io per esempio a queste 4 banche risparmiatori sto dicendo, loro ne stanno facendo troppe, ne fanno troppe e poi si trovano sempre di meno. Volevo dirti una cosa, se mi permetti, è la vostra serata, no? Io quello che mi ha impressionato, io sono un socio storico, no? Quello che mi ha impressionato quando è stato votato l'aumento, non l'aumento capitale, il passaggio in SPA, c'erano circa 8.000 persone votanti più le deleghe.
Ah, interno dice, ok. Nell'interno, sì. Sì, 9 novembre. 19 dicembre, sì. Allora, quello che mi ha impressionato è che si sono spelati le mani per 4 minuti. È come che tu premiassi il tuo boia. Io sono rimasto basito e non ho votato, e la segretaria è venuta a fotografarmi la scheda e poi è andato dal notaio. Io ho avuto rispetto di quelli che hanno votato, però non ho capito un'altra cosa. Non ho visto in piazza davanti alla Veneto Banca un azionista, un socio, alzare la mano di ladri, mi avete rubato anche l'anima, l'onore. Non ho visto nessuno. Non è paura? E ora non è paura? Ci dobbiamo guardare, dobbiamo dirci, io sono stanco, ormai sono 17 piazze che faccio così. Paura. La gente ha paura, o ha qualche legame, o ha avuto un favore, o ha paura di non poterlo avere più nel futuro. Chi ha votato? Chi ha votato? Hanno votato i dipendenti? 6.000 sono i dipendenti. Perdono il lavoro? Io lavoro. Io ai dipendenti, gli avrei... Sì, però loro usano il ricatto, e quando tu usi il ricatto, se non hai lo Stato che ti difende, cosa fai? Perché quando Daniele ci stava venendo da piangere, perché ci sono stati dei dipendenti di Carichieti e sono venuti da noi e ci hanno detto: guardate, voi restituite lo stipendio, restituite un quinto dello stipendio, se lo facciamo pure noi per... I dipendenti, neanche i cassieri, uno non è neanche cassiere, per restituire i soldi ai risparmiatori che avevano subito questa 2 miliardi e 6 di tagli, i dipendenti. Quindi lì è chi ha votato? Hanno votato i dipendenti e non gli posso dire neanche niente. Legalmente entreranno. E chi ha votato? Entreranno anche nei nostri letti. Sì, probabilmente hanno votato anche molte persone che avevano magari un fido che magari ancora chi lo ritiri. Sì. La mia firma era Daniele. Avete sentito le truffe? Parliamo di truffe, no? La truffa sul tasso Euribor. I mutui spesso sono legati a questo tasso, no? Allora, ci sono state 4 banche, Barclays, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank e Société Générale, che sono state multate dalla Commissione Europea per 1 miliardo e 700 milioni di euro. Si parla di 4.000 miliardi di mutui truccati, 4.000 miliardi. Se la Commissione non pubblica questa sentenza, i cittadini italiani non possono fare causa per recuperare, si parla di almeno 30 miliardi di euro truffati dalle banche, cioè le banche hanno preso in tasca dei cittadini italiani 30 miliardi di euro. Abbiamo fatto un question time in cui abbiamo chiesto: Padoan, ma fai qualcosa per andare in commissione per far pubblicare questa cavolo di sentenza, così almeno i cittadini si possono far risarcire? Ma sapete cosa ci ha risposto? Questa è stata la risposta di 3 secondi. No, non possiamo andare perché potremmo creare difficoltà al sistema bancario. Padoan, Ministro dell'Economia e delle Finanze. Quindi non possiamo arrecare dei danni al sistema bancario, ma li possiamo arrecare ai cittadini italiani. Questo è il nostro ministro, c'è la risposta, question time della settimana scorsa, lo potete andare a cercare pure voi. Quindi alla fine il discorso non lo... continuiamo così, parliamo di... Alessio, scusa, fammi solo dire che proprio su questa questione la settimana prossima noi depositiamo un'interrogazione esattamente su questa questione, perché appunto è molto entrata in vigore e dice: questo decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore nel 2017, entra in vigore, dice quando entrerà in vigore. Guardiamo cosa dice l'articolo 106. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Però c'è il comma 2 che dice: le disposizioni contenute nel titolo quarto, capo quarto, sezione terza si applicano a partire dal 1 gennaio 2016. Ricordiamoci che loro possono toccare anche depositi sopra i 100.000 euro col Verin. Quindi uno deve saperlo, dice: aspetta, prima che entra in vigore levo 200.000 euro, sono un'azienda, ho 200.000 euro, faccio 100 qua e 100 un altro conto corrente. Questo è l'avvio di Banca d'Italia, questo è il procedimento, il provvedimento che Banca d'Italia emette per mettere risoluzione alle 4 banche. Leggiamo il 21 novembre 2015 la riduzione, questa è la parte in basso, la riduzione integrale delle riserve del capitale rappresentato da azioni anche
ai sensi, quindi si fa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 e dell'articolo 52. Torna indietro. Le disposizioni titolo quarto, capo quarto, sezione terza sono gli articoli che vanno dal 48 al 59. Non era applicabile. Non era applicabile. Da impazzire. Quindi io credo, e questo Cari Ferrara, la Fondazione Cari Ferrara, ma altri che hanno altri azionisti che sono riusciti a fare ricorso in tempo, hanno inserito anche questa parte. Questo è il principio di legalità, è l'articolo 23 della Costituzione che dice che a nessuno si può imporre un'azione se non ai sensi di una legge, che mi sembra la normalità più logica. È 47 anni. Quindi noi queste cose al governo, agli altri esponenti, le abbiamo fatte vedere. Nessuno ha voluto dire niente. Quindi nel caso in cui la Corte Costituzionale, secondo me, su questo non può non farlo, perché sennò da domani siamo rovinati, ve lo dico, perché da domani significa che possono fare una legge che entra in vigore fra un anno e il giorno dopo noi, come con la lira euro, vi ricordate il cambio lira euro, hanno anticipato di 3 mesi, si potevano cambiare fino a febbraio, a dicembre arriva Monti e dice no, non si possono cambiare più, e la gente aveva miliardi di euro, non un singolo, vari cittadini, miliardi di lire, che gli sono rimaste in tasca e non valgono più niente, dal nulla. Però la Corte Costituzionale è venuta e ha detto no, lo puoi fare, quindi ora devi dare di nuovo possibilità a chi aveva quelle lire di ricambiarle in euro. Faranno anche la Ius Prime Noctis. Faranno la Ius Prime Noctis presto. Quindi l'articolo 47 della Costituzione è proprio fondamentale, anche qui. Per esempio l'articolo 47 dice la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Con Belin non so come lo incoraggia e come lo tutela, e in più controlla il credito. Io una cosa dell'articolo 47 che ancora non ho capito, perché prima parlavamo di allora, sulla questione obbligazioni e azioni possono giocare, possono dire che sono degli investimenti, anche se noi sappiamo che hanno abbassato l'articolo 47 dice che la Repubblica tutela anche il risparmio anche azionario. Sì, no, il concetto era un altro, nel senso, se la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio e il deposito è un risparmio, giusto, il deposito è un risparmio, loro col Belin possono azzerare azioni e obbligazioni, ma perché i depositi fino a 100.000? L'articolo 47 non dice tutelo il risparmio fino a 100.000, però noi tutti siamo convinti che chi ha più di 100.000 euro deve essere messo a rischio. Alla banca se ha 10 e 25 no però. Come? Se la banca è 10 e 25. No, io purtroppo, io perché prima io ho iniziato questo discorso dicendo voi non dovete conoscere, cioè se li conoscete bene, cioè se uno riesce a imparare ancora di più economia e finanza bene, ma non è normale un paese in cui i cittadini debbano conoscere cos'è il CET1, ma ho difficoltà io a capire cos'è il CET1 e sono laureato in economia e sto lì da 3 anni. Non esiste. Un tempo c'erano i buoni fruttiferi, c'erano degli strumenti di risparmio molto semplici, adatti a mia nonna che mi aveva messo da parte dei soldi e li ho trovati anche buoni, e allora quelli erano gli strumenti da dare a tutti i risparmiatori. Il problema qual è? Che negli anni i tassi di questo nostro amico che si chiama Mario Draghi sono arrivati a 0, quindi sui depositi le banche danno 0. Stranamente però se prendi una carta di credito revolving paghi il 24-25%. 24-25%. Quindi diciamo